una piattaforma che avrà il compito di agevolare le procedure di cessione dei crediti d'imposta collegate ai vari provvedimenti del decreto rilancio, in primis il super bonus del 110% per la riqualificazione energetica degli edifici. Noi siamo stati spesso critici con il governo sulla questione della gestione Covid, dice Mario Pozza, presidente di Union Camere di Treviso Belluno, ma questa è una grande opportunità. Direi che questa è è il miglior strumento che hanno messo in campo per rilanciare un settore molto importante come quello dell'edilizia. Un settore che ha perso negli anni della crisi del 2008 al 2018 oltre il 50% delle proprie imprese. Un settore che muove oltre il 75 tra mestieri e professioni. Un progetto che rilancerà non solo l'edilizia, ma anche tanti altri settori come la progettazione e gli arredatori. C'è questa opportunità di social lending, come dicevo, legata proprio dedicata all'edilizia. E quindi perché non provare subito con questo progetto pilota proprio in una realtà come la nostra che vede oltre il 72% delle abitazioni che hanno più di 40 anni, quindi hanno bisogno di una manutenzione. La piattaforma si basa sulla trasferibilità dei crediti d'imposta. In caso di incontro fra domanda ed offerta, la piattaforma genererà un contratto fra le parti, siglato il quale il venditore potrà ricevere dall'Agenzia delle Entrate il corrispettivo del prezzo pattuito con il cessionario.